Sì, 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 ascolta, l'unica volta che ho incrociato un gatto nero, il gatto appena mi ha visto, sì, ha alzato le zampette anteriori per toccarsi e andò a sbattere il muso sulla ruota di una macchina posteggiata. Vabbè, coincidenza. Vabbè, come dici tu? Allora, ascolta questa, l'unica volta che una chiromante mi ha letto la mano, si mise a piangere come una piccirilla, musciata. Non ha voluto manco i soldi, si mortificava a pigliare Silli. Vabbè, ambizione è più tinta la malattia, hai ragione sempre tu. Ascolta questa, l'unica volta che ho contato le pecore per addormentarmi, arrivata alla 300ª pecora, quando aveva pigliato sonno, la 300ª pecora, proprio l'ultima, mentre mi passa davanti, si gira e mi fa, beh, saltava all'aria come un'ancina, tutta la notte scantato senza poter pigliare più sonno. Pronto? 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 Mi fa, cari Aline oppure chiudo io? Tanto vi presento, scusate. Sono felice e fortunato. Sì. Lo so cosa state pensando. Dice, non solo felice, pure fortunato. Niente di più sbagliato. A partire dal giorno in cui sono nato, il 29 febbraio. Dice, vabbè, dov'è il problema? Tuo padre ti dichiarava il 1° marzo e il problema era risolto. No, mio padre queste cose non le faceva. Ma come? L'ospedale sa che sei nato alle 11:30 di sera e io ti dichiaro dopo mezzanotte. Non è possibile. Vabbè, mi vuoi dichiarare il 29 febbraio? Perfetto, ma festeggiami ogni anno il compleanno il 28, no? Un compleanno ogni 4 anni, tipo Olimpiadi. Cioè, vabbè, il problema è che è il compleanno. Ti poteva festeggiare gli onomastici, perché c'è un cornuto che sa quando è San Felice. Io stesso per scoprirlo lo devo andare a vedere su Google. Io ho amici che si chiamano Vincenzo, Francesco, Salvatore, Giovanni, che ogni anno per l'onomastico con il telefono ci vuoti, i WhatsApp e gli SMS non si contano più. A mia per San Felice non mi chiama nulla, perché non sapeva nulla quando è, quindi come a chiamare, non mi chiama nulla. Cioè, vabbè, che è un problema il nome, pensa a tuo nipote. Lo so, sono disgrazie. Io ho un nipote che quando è nato il padre, diciamo, devoto e ammiratore diciamo, di Vasco Rossi, la madre devota a Padre Pio, non si mettevano d'accordo sul nome e l'hanno chiamato Pio Vasco. Ora due creature che più grannuzzo anche nel mese di agosto ne esce con paracqua. Ma alla femmina, che nacque 2 anni dopo, ci finì peggio, che lei sempre con Padre Pio fissata. Io fissato con Madre Teresa di Calcutta, l'hanno chiamata terapia. Terapia. Ora le creature che è più grande che sempre stata ospedale, farmacia. Ma di che stiamo parlando? Cioè, vabbè, ma che problema c'è? Il nome, il cognome? Che vuol dire? Non è disgraziato l'unico unico, già dal primo giorno di nascita. Cioè, ma perché cosa può succedere a un neonato? A mia nonna che mi cantava la Nina Nanna. Giuro, io ne ho sentite gente stonate nella mia vita, ma come mia nonna, come mia nonna no. Già ci penso su solo che io non potreste sentire. Io facevo finta di non vicino per farla zittere. Me la sognavo pure la notte e mi svegliavo gridando. "Ah!" Mia madre sentiva le grida della sua stanza e diceva a mia nonna, il bambino piange, vedi che ha? Arrivava mia nonna e mi diceva, che c'è amore, hai fatto un brutto sogno? Ora la nonna ti canta la ninna nanna. E ma cantava a riere, ma cantava a riere. Dice, ma poi quando sei diventato più grande le cose sono cambiate? Sì, sono peggiorate. La prima festa importante dove mi hanno invitato, mi hanno detto, attenzione, devi venire investito, mi raccomando, devi venire investito. E chi città Rupicchio città? Io qua, sopra il marciapiede, il portone della festa era di fronte, scendo al marciapiede, una macchina mi pigliò in chino, proprio in pieno, centrato, e non mi poteva sbagliare, perché era un Mercedes e aveva il mirino sul cofano, per cui proprio preciso. Alla festa sono arrivato con 3 ore di ritardo e anche se quell'anno si portava il principe di Galles, io ci arrivai ingessato. Sì, ma poi quando è diventato ancora più grande, quando è diventato più grande, dicevo, meglio ne parliamo. Cioè, ma lei cerca di giustificare i suoi fallimenti con la mala sorte. Non è così. Io lo posso dimostrare che a me le cose vanno sempre storte. L'anno scorso, nel mio condominio c'è una ragazza separata sulla Trentina, Elisabetta.
mi chiama a luna di notte e mi chiede al telefono: sei felice? Ci sei, chi si domanda cosa fanno a luna di notte? Ci non scherzare, dai, non riesco a prendere sonno, che fa? Vieni. Ci guarda, non è che sono solo felice e contento, ci stai venendo subito. Ci ricorda di portare i profilattici. Ma cucciolavo, li devo andare a comprare, sbrigati. Comincio a girare mezza Palermo per trovare una farmacia di turno, finalmente la trovo, entro, cortesemente mi dà una confezione di 12 profilattici. Guardi signore, non è per farmi i fatti suoi, però alla sua età ci dovrebbe stare attento, guardi, è per fare figura, perché sicuramente ne servirà solo uno. Però uno si presenta con una scatola da 12, la signora pensa questo, si sa quando comincia, si sa quando finisce. Va bene, preso. Li vuole ritardanti? No, guardi, chi mi aspettava per l'una, già sui numero 20, lei mi dà pure ritardanti. Perfetto. Quanto pago? 10,30 euro. Ci riuni 100 euro. Ma guardi che non ho il resto. Come non hai il resto, scusi? Purtroppo non ho il resto. Guardi, me lo posso prendere domani il resto? No, non posso mettere soldi in cassa senza rilasciare uno scontrino. Oh, bella madre. Senta, troviamo una soluzione. Mi dica quanto c'ha di resto? 35 euro circa. Allora mi lascia 65 euro in medicinale e ne leviamo pensiero. È buono, perfetto. Riempie un sacchettino, ci mise di tutto e di più. Mi dà questo sacchetto, arrivo a casa di Elisabetta che già erano le 2:05, apriamo il sacchetto, c'era di tutto. C'era la mucchina, c'era l'aspirina, c'erano i cerotti per i calli, non mancava niente. Tutto c'era. Mi ha dato 65 euro di medicine, tranne i preservativi che là sopra. E dite che non sono sfigato? Elisabetta mi liquidò dicendomi: guarda, era meglio che pigliava la camomilla, visto che poteva pigliare sonno. E allora io chiudo nel dirvi una cosa sola, semplice, che dimostra come quando uno ce l'ha, la sfortuna ce l'ha. Il mese scorso mi suona alle 7 del mattino la sveglia per andare a lavorare. Cerco di bloccarla e il pulsante mi resta in mano. A questo punto, per farla zitta, riesco a scippare i batterie. Mi alzo, vado in bagno, giro la maniglia e mi resta la maniglia nelle mani. Ma che è? Prima il pulsante della sveglia, ora la maniglia, non posso toccare niente stamattina. Vabbè, mi metto a fare un caffè. Entro in cucina, prendo la caffettiera sopravvalato, mani con le mani. Ma che fa? Non posso toccare niente, si staccano tutte cose. Vabbè, pazienza, mi vado a vestire. Prendo una camicia, la indosso, il primo bottone, appena tocco se ne viene in mano. Secondo bottone, pum, le mani. Ma che fa? Non devo toccare niente stamattina, ma come si fa? Vabbè, mi metto una polo. Prendiamo la valigetta 24 ore. Prendo la valigetta, il manico mi resta in mano, la valigetta in terra. Ma che fa? Niente si può toccare stamattina. E vabbè, me la porto tipo carpetta sotto il braccio. A questo punto, prima di uscire, mi scappa la pipì. Con quale coraggio lo potevo toccare? Non solo non sono andato a lavorare, non mi ricordo più quante volte me la sono fatta addosso, non solo. E per le 2 settimane successive, per la soggezione, andavo a lavorare col pannolone.